Partita dunque la serie numero 1 della 3 per 1000 cadetti. Seguito maglia viola dell'Atletica Insieme Verona, Damiano Pigozzo. Seguito dalla CSI provincia di Vicenza, Firex di Belluno e Libertà San. Come primo giro una 1:10. Ora Libertà San davanti, ma CSI provincia di Vicenza proprio in questo istante attacca e passa sotto i 600 metri. 1:50 il passaggio con CSI Vicenza. Libertà esce anche l'Atletica Belluno, resiste il CSI Vicenza, ma è la Libertà Samp che va a cambiare per prima. Libertà Samp, CSI Vicenza insieme Verona, queste le prime tre posizioni dopo la prima frazione. Belluno Atletica al quarto a condurre, CSI provincia di Vicenza al secondo posto e insieme Verona al terzo. Dei primi tre con Firex Belluno al quinto posto. Sempre spalla a spalla Libertà Samp e CSI Vicenza, prova ad andarsi il CSI Vicenza, vedremo come risponderà a questo attacco la Libertà Samp e l'insieme Verona, trenino a 3. Belluno Atletica e Firex di Belluno per la quarta posizione, il derby della provincia di Belluno per la quarta posizione, mentre di Belluno supera Belluno. Se ne va, supera il CSI provincia di... lascia lì la CSI di Vicenza. Dai Cerantola! A forzare nell'ultimo... Dai Cerantola, dai! Dai Vicenza! Dai! Siamo a 5:30 in questo istante, ma ragazzi in questo momento CSI provincia di Vicenza e allora Firex di Belluno che prova a ricucire sulla seconda posizione. Libertas Firex Belluno che praticamente va a pareggiare e prendere il CSI Vicenza. Salda lotta per la seconda posizione. Vediamo nel frattempo insieme Verona che vanta una quarantina di metri di vantaggio su Libertà Samp. Libertà Samp che prova a rientrare, forza e ritmo e va a rientrare su Firex di Belluno e supera. Grande frazione in questo momento per l'atleta della Libertà Samp Belluno. Vediamo se saprà mantenere questa natura anche per gli ultimi 600 metri. Nel frattempo insieme a Verona che cristallizza la prima posizione mantenendo sempre quei 40. Riparte Firex di Belluno e CSI provincia di Vicenza. Attenzione perché è tutto vivo per la seconda posizione. Vediamo se CSI Fiat di Vicenza e Firex di Belluno avranno la porta per andare all'attacco dell'Atletica insieme a Verona. Ultimo 400 metri da seguire. Pubblico di a questo ultimo giro Firex di Belluno con metri da seguire tutto d'un fiato. Ultimo 100 metri Firex di Belluno su insieme